di Milano, resta in carcere l'Amin Saidili, il 22enne coneglianese di origini gambiane, ma cade la premeditazione e viene esclusa la pista terrorismo. Per il GIP necessaria una perizia psichiatrica. Aggredisce senza alcun motivo una donna, poi si scaglia contro la polizia. 38enne immobilizzato con il taser e poi arrestato. Paura a Treviso. Diventano un caso le parole sulla polizia locale pronunciate dall'avvocato meloniano Fabio Crea. Ring e i sindacati lo segnalano all'ordine e al sindaco, ma il legale non ci sta e dice di essere stato strumentalizzato. 2 o forse 3 mesi fuori di casa è quello che aspetta le 12 famiglie evacuate dal condominio di Gaiarini, semidistrutto da un incendio. Sistemazione provvisoria grazie alla solidarietà di parenti e imprenditori. Torna l'allarme caldo con la terza ondata che riporta in primo piano il rischio salute, allerta gialla su pianura e costa del Veneto. In pieno lockdown da Covid aveva iniziato a chattare su un sito di incontri con una fantomatica Sara, ma è finito nella trappola di 4 truffatori. Asilo nido abusivo a Vittorio Veneto, evasione e truffa allo Stato, denunciata la titolare accusata di aver aiutato le famiglie a ottenere oltre 320.000 euro dal bonus nido pur non avendo i requisiti per richiederlo. Dopo lo stop del taglio alle accise, prezzi dei carburanti in rapida salita dopo il fine settimana e automobilisti infuriati, i gestori dei distributori sono pronti allo sciopero. In Veneto presto un'app contro le nutrie, molte specie invasive, è la nuova strategia della regione per contrastare gli ingenti danni ad argini e coltivazioni e per contenere il problema. Taglio del nastro questa mattina allo IOV di Castelfranco Veneto per la nuova TAC di ultima generazione. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso, questi dunque i titoli. E dunque ora la cronaca, l'accoltellamento shock di Milano, resta in carcere il 22enne coneglianese di origini gambiane, ma cade la premeditazione, viene esclusa la pista terrorismo. Per il GIP necessaria una perizia psichiatrica. Un attacco spietato, allarmante e inquietante che l'Amin Saidili potrebbe ripetere senza una forte restrizione a impedirlo. Le parole del GIP di Milano nell'ordinanza di custodia cautelare che convalida l'arresto e tiene in carcere il 22enne coneglianese di origini gambiane cristallizzano la pericolosità del soggetto nel suo agire verso un bersaglio colto totalmente a caso. Quel 55enne ancora in prognosi riservata, anche se in via di miracoloso miglioramento dopo la ventina di fendenti subiti. In cella Saidili resta con l'accusa di tentato omicidio aggravato da futili motivi, ma senza l'imputazione di premeditazione che viene a cadere. L'azione messa in pratica con il volto travisato per non farsi riconoscere infatti non basta, secondo il GIP, per parlare di un'azione preordinata nel tempo. E per ora, secondo gli inquirenti, non ci sono nemmeno elementi sufficienti per pensare a una radicalizzazione islamica. La sua fotoprofilo su WhatsApp mostra un mujahideen in preghiera con accanto un fucile mitragliatore, ma sarebbe decontestualizzata. Le indagini della Digos dell'antiterrorismo di Milano e Treviso non hanno infatti trovato alcun collegamento tra il 22enne e movimenti terroristici in Italia. Gli scritti del giovane trovati a casa sembrano testi musicali, scrive il GIP, con qualche riferimento violento a lame e coltelli, ma pure ad armi da fuoco, denaro, marchi di lusso e sostanze stupefacenti. Si tratta di accenni, continua l'ordinanza, che non lasciano intravedere alcun percorso di radicalizzazione, essendo episodici e non facilmente distinguibili dallo stile di una certa subcultura giovanile. Resta da capire però cosa l'abbia spinto all'agguato shock. Per questo, continua il giudice, servirà un approfondimento sulla sua salute mentale. Una perizia psichiatrica per accertare o meno un disturbo, ciò che apparentemente è mancato in questi anni. Questo ragazzo non era noto in quanto ha vissuto per oltre 10 anni all'estero e è rientrato da qualche mese nella nostra città, ma è importante che anche ci sia un patto tra le famiglie che vedono delle difficoltà nei ragazzi e possano fare in modo che questi intraprendano un percorso, perché oggi il percorso è un percorso volontario, cioè bisogna diagnosticare nel caso in cui ci siano dei problemi, dopo la diagnosi ovviamente ci sono dei percorsi. La famiglia di Saidili, marito, moglie e 3 figli, arriva in Italia negli anni 90. Nel 2015 il trasferimento in Inghilterra, dove qualche anno dopo l'allora 19enne viene arrestato per accoltellamento a scopo di rapina. In carcere avrebbe anche aggredito alcuni agenti di custodia, stando ad alcuni documenti trovati in casa. Poi a gennaio di quest'anno il ritorno in Italia, a Conegliano, dove il padre era già rientrato nel 2023. Nel nostro paese è incensurato.
L'occupazione all'AIA di Vazzola, il diverbio al lavoro e la decisione di mollare tutto. Il papà lo vede mangiare poco, anche se assume proteine perché vuole aumentare la massa muscolare. L'ultimo diverbio è il 24 giugno, la min che sparisce, non si fa trovare e poi si materializza a Milano, sabato, armato di quel coltello, pronto a colpire a caso. Rischiamo di avere delle bombe ad orologeria sul territorio perché queste persone ovviamente sono difficili da intercettare e spesso le famiglie, anche per una sorta di dignità, tendono a nascondere determinati problemi. Ecco, io l'invito che farei è dire a tutti che i problemi psichiatrici sono come altri tipi di problemi. Io penso che una riapertura dei manicomi oggi sia una cosa anacronistica, però che si possano trovare dei percorsi importanti e soprattutto delle situazioni protette che permettano a queste persone di vivere al meglio e di fare in modo che anche le loro famiglie vivano in una maniera più serena, sicuramente è una cosa su cui dobbiamo ragionare in maniera seria e approfondita. Dunque, tema cruciale quello della salute mentale anche per il presidente della regione, Alberto Stefani. Noi abbiamo scelto di investire sia per quanto riguarda la salute mentale nel primo accesso, quindi per quanto riguarda la possibilità anche di prevedere all'interno delle case di comunità dei servizi di salute mentale a partire dallo psicologo territoriale. Ovviamente questo non basta, serve un piano regionale di salute mentale anche per quanto riguarda tutto l'aspetto legato alla neuropsichiatria, che oggi necessita anche di un particolare investimento da parte della nostra regione, anche la neuropsichiatria infantile di cui la nostra regione ha assolutamente necessità di investimento, e ovviamente tutto questo deve ricondursi al concetto di una salute come l'abbiamo definita nell'assegnazione delle deleghe in Universum Salus. Anche la salute mentale fa parte della salute a 360 gradi e è necessario investire in questo senso. Ed ora un'altra aggressione: ha aggredito senza alcun motivo una donna, poi si è scagliato contro la polizia. Il 38enne violento è stato immobilizzato con il taser e poi arrestato. È accaduto in un quartiere di Treviso. Ha bussato alla porta e quando la donna, una quarantenne, ha aperto, l'ha afferrata per il collo. Un'aggressione improvvisa, violenta, ma soprattutto senza alcuna motivazione. La vittima non conosceva il suo assalitore, un 38enne italiano. Si tratta di Mattia Cenedese, già gravato da numerosi precedenti, soprattutto per reati contro la persona e in materia di armi. La donna, ospite presso l'abitazione di un amico, è riuscita a liberarsi dalla morsa dell'uomo, poi ha chiamato il 113. Immediato l'intervento della polizia. Gli agenti si sono trovati di fronte un uomo che alla loro vista assumeva un atteggiamento particolarmente minaccioso e aggressivo, sino a scagliarsi fisicamente contro i poliziotti, costretti ad immobilizzare il 38enne con il taser. L'episodio è avvenuto in un condominio nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso nella notte tra domenica e lunedì. Secondo quanto ricostruito dagli uomini delle forze dell'ordine, l'aggressore, in uno stato di forte alterazione psicofisica, avrebbe iniziato a suonare a caso i campanelli e a bussare alle porte, fino a quando la quarantenne ha aperto ed è stata aggredita. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato per i reati di violenza, minaccia e resistenza pubblico ufficiale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il giudizio direttissimo. Convalidato l'arresto, è stata disposta per il 38enne la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla PG. La donna, che non ha ricorso alle cure mediche, si è successivamente recata presso gli uffici della questura, dove ha formalizzato la denuncia per l'aggressione subita. Cenedese non è nuovo a questi episodi violenti. Lo scorso 20 agosto aveva aggredito per strada, sempre a Treviso, l'attuale direttore generale dell'ULSS 4, Carlo Bramezza. Diventano un caso le parole sulla polizia locale pronunciate dall'avvocato meloniano Fabio Crea nel corso di Ring. I sindacati lo segnalano all'ordine e al sindaco, ma il legale non ci sta e dice di essere stato strumentalizzato e non esclude azioni legali. Il caso è esploso nella riunione di maggioranza di ieri. Non so se voglia essere un gesto di intimidazione o un tentativo di censura, cosa che rispedisco al mittente. Non sono certamente questi atti che possono né intimidirmi personalmente, né professionalmente, né politicamente, né tantomeno sono sottoposto a censura.
Tiene la linea il legale trevigiano esponente di Fratelli d'Italia Fabio Crea dopo che il sindacato CSA Ospol lo ha segnalato all'ordine degli avvocati e per conoscenza il sindaco Mario Conte per alcune sue dichiarazioni fatte nel corso di Ring. La puntata è quella del 30 giugno scorso, si parlava di polizia locale e zona rossa a Treviso. In studio c'è anche il vice sindaco della Lega Alessandro Manera. Purtroppo io verifico che l'attività e l'azione della polizia locale non è corrispondente a quello che è il compito principale istituzionale, che è il rispetto dei regolamenti di polizia urbana. Non viene fatto rispettare in nessuna delle sue componenti, in nessuna. Allora, e questo sarebbe il compito della polizia locale. Allora, intanto che si occupi di questo. Da qui la levata di scudi del sindacato per cui la polizia locale è stata denigrata. Crea non ci sta. Non ho attaccato, come c'è scritto nell'esposto, uomini e donne della polizia locale. Ho criticato l'azione della polizia locale, un'azione che è eterodiretta ovviamente dagli organi politici, dall'assessore alla sicurezza, quindi lo trovo pretestuoso e strumentale come esposto. Dall'assessore alla sicurezza, la delega alla sicurezza ce l'ha il sindaco Mario Conte. Sì, esatto. La critica è dunque politica e tra l'altro non è la prima volta, ma c'è di più, dice Crea, ovvero che nell'esposto gli si attribuisca un concetto mai espresso. E il fatto che sia stato indicato che io voglio un presidio fisso nella mia abitazione dà il senso, oltre che del ridicolo, della strumentalizzazione politica che si vuole dare a quella che è una mia legittima critica da cittadino. Potrebbero esserci delle conseguenze per questa parte? Lo stiamo valutando, sto valutando anche con dei legali di fiducia. Il caso è già deflagrato. Lo stesso Conte, nel corso di una riunione di maggioranza convocata nella sede della polizia locale, avrebbe chiesto agli alleati una presa di distanze da Crea, suscitando tensione e nervosismo tra alcuni meloniani, su tutti Davide Acampora, per il quale il Consiglio Comunale non può essere ostaggio della diatriba personale politica tra l'avvocato e il primo cittadino. Apriti cielo, parole grosse sono volate con il contiano Giampiero Aloisi. Tra accuse e sospetti interviene il sindacato. Respingiamo con fermezza ogni tentativo di strumentalizzazione o di coinvolgimento in dinamiche di contrapposizione politica. Ribadiamo integralmente il contenuto della segnalazione già presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, confermandone le motivazioni e le finalità. Chiuso per un'ora il tratto Portogruaro-Cessalto in direzione Venezia a causa di un doppio incidente. Il primo sinistro si è verificato dopo le 10 tra Cessalto e San Donà. Si sono scontrati un furgoncino, un furgone, un'auto con roulotte e una persona ha riportato lievi ferite. La collisione tra i veicoli ha causato alcuni rallentamenti che non si esclude possono essere all'origine del secondo incidente, nel quale sono stati coinvolti 3 mezzi pesanti, avvenuto poco prima delle 11 tra San Stino di Livenza e Cessalto. Il conducente di uno dei mezzi è rimasto incastrato ma cosciente. Sul posto la polizia stradale di San Donale, il soccorso, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico. 2 o forse 3 mesi fuori casa è quello che aspetta le 12 famiglie evacuate dal condominio di via Garibaldi a Gagliarini, semidistrutto da un incendio. Tutti hanno trovato una sistemazione provvisoria grazie alla solidarietà di parenti e di alcuni imprenditori. Pieno d'acqua la cucina, ma solamente di rimbalzo. Oggi era già un po' meglio, ieri ce n'era tanta di più. Da basso cantina e garage sono allagati, ma pazienza, non abbiamo niente di che, insomma. Anche perché solo 3 stanze, c'è solo la cucina che è messa un po' male. Certo. Ieri è riuscita a uscire subito, immagino. Sì, l'hanno chiamata, è uscita subito, dopo mi ha avvisato, siamo venuti qua, siamo andati fuori, dopo loro l'hanno mandato a casa e sono stata qua a riunioni, non riunioni, sentire, capire, fino a ieri sera tardi. Rimane un avvenimento brutto. Dov'eri quando è successo? Io ero fuori e ho saputo la notizia giustamente perché mamma mi ha chiamato per assicurarsi che non ero a casa e quando sono tornato ho vissuto il fumo, i vigili del fuoco e avevo capito la gravità del
dell'avvenimento. Adesso capiamo con l'amministratore cosa fare, come partirà, perché se loro chiudono non si entra più, basta. Li recupera abiti, vestiti? Lei è solo abiti perché è un piccolo appartamento, il resto starà dentro e Dio vede, Dio provvede, come si suol dire. Nel condominio di via Garibaldi è il secondo piano quello più danneggiato, il tetto non esiste più e anche il pavimento in alcune parti è compromesso. Purtroppo tutta la palazzina è inagibile, quindi abbiamo 12 nuclei familiari, una trentina di persone che sono attualmente cercano una soluzione per vivere. La maggior parte ha trovato alloggio da parenti, una casa in vendita è stata messa a disposizione dalla proprietaria, 2 coppie sono state ospitate senza esitazioni dal titolare di un vicino agriturismo che ancora deve riparare i danni subiti domenica dal maltempo. Di fronte alla situazione che si era evoluta abbiamo dato disponibilità a chi stava organizzando la situazione grave che c'erano delle famiglie che purtroppo non potevano più tornare nelle loro abitazioni e quindi abbiamo dato la nostra disponibilità come struttura. Sulle cause dell'incendio indagano i vigili del fuoco. Per l'entità dei danni subiti dall'edificio i tempi di riparazione non saranno brevi. Auspichiamo che i tempi siano abbastanza ridotti, parliamo di 2-3 mesi, quindi per mettere in sicurezza e quindi poter far rientrare le persone, almeno quelle che possono rioccupare gli alloggi, possano rientrare tranquillamente. In pieno lockdown da Covid aveva iniziato a chattare su un sito di incontri con una fantomatica Sara, ma è finito nella trappola di 4 truffatori. Oggi la vittima ha raccontato in tribunale quelle settimane di ricatti. Mi chiamavano di giorno e di notte, mi chiedevano continuamente soldi per un motivo o per un altro, con la minaccia di dire a tutti del sito di incontri. Così la vittima della truffa, un 59enne di San Biagio di Callalta, nella prima udienza in tribunale a Treviso. Imputati 4 nomadi, i truffatori. Tutto è iniziato nel marzo 2020, nel bel mezzo del lockdown per l'emergenza Covid. L'uomo si era collegato ad un sito di incontri ed aveva iniziato a chattare con una sedicente ragazza. Messaggi hot piuttosto espliciti, fino alla proposta di incontrarsi a casa sua, ma dietro all'appuntamento una truffa fatta di minacce e ricatti. Alla vittima gli imputati hanno spillato ben 74.000 euro. A quel fatidico primo incontro, infatti, la giovane non si era presentata, ma al suo posto era arrivata una telefonata da parte di un uomo, un complice della donna. La ragazza che stavi aspettando è stata fermata dai carabinieri mentre era in auto ed ha preso una multa di 900 euro. Se contribuisce a pagarla, potete vedervi quanto prima. Così il 59enne aveva caricato i soldi su una postpay che gli era stata indicata, il primo pagamento. Ma poi è cominciata una spirale di ricatti e richieste. 2.400 euro per saldare dei lavori effettuati da un meccanico sulla stessa auto della donna, poi la spesa in numerosi supermercati, prelievi presso dei bancomat, fino a quando i truffatori sono entrati in un negozio di elettronica ed hanno acquistato una serie di elettrodomestici, dicendo alla commessa che poi sarebbe arrivato un parente a pagare. Ma è stata proprio la venditrice a sospettare qualcosa, tanto da allertare le forze dell'ordine. Quando la vittima è passata in cassa a pagare, si è trovata i carabinieri ed è venuta alla luce la truffa. Avevo paura che mia sorella venisse a sapere che ero andato su un sito di incontri, avrebbe detto l'uomo ai carabinieri. Immediate le indagini e la denuncia a carico dei 4 soggetti, compresa la ragazza che aveva agganciato il 59enne. Asilo nido abusivo a Vittorio Veneto, evasione e truffa allo Stato. La Guardia di Finanza denuncia la rappresentante legale. La donna è accusata di aver aiutato le famiglie a ottenere oltre 320.000 euro dal bonus nido pur non avendo i requisiti per richiederlo. L'indagine era partita qualche tempo fa per un controllo da parte dei NAS di Treviso nel maggio del 2025. Poi la Guardia di Finanza ha fatto il resto, mettendo nel mirino l'asilo nido Il Pollicino di via D'Azeglio a Vittorio Veneto, risultato completamente abusivo, senza alcun titolo abilitante per erogare servizi ai bambini dagli 0 ai 3 anni. Una verifica fiscale che ha consentito di ricostruire un'evasione dell'IVA di oltre 150.000 euro connessa all'utilizzo di un titolo di esenzione
che in realtà non era spettante, e gli ulteriori approfondimenti condotti dalla Guardia di Finanza di Vittorio Veneto hanno consentito di verificare come il bonus nido erogato per oltre 320.000 euro era in realtà non spettante, in quanto la rappresentante legale della società che gestiva questo asilo di fatto abusivo aveva fornito ai genitori dei frequentatori dei titoli autorizzativi e dei codici di accreditamento del tutto fittizi. La rappresentante legale della struttura è accusata di aver evaso l'IVA per oltre 150.000 euro, oltre ad aver aiutato le famiglie a beneficiare indebitamente del bonus nido per oltre 320.000. Alla luce di queste violazioni, la donna è stata denunciata alla Procura di Treviso per truffa aggravata. Tali circostanze hanno comportato la denuncia della legale rappresentante per truffa aggravata tendente all'ottenimento delle erogazioni pubbliche. Nel maggio del 2025 si erano già registrate sanzioni per oltre 5.000 euro con la chiusura della struttura e 33 bambini lasciati a casa. In quell'occasione i militari dell'Arma avevano scoperto che il nido era già sprovvisto di ogni autorizzazione necessaria per poter esercitare regolarmente l'attività di asilo privato. Oggi il nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza, acquisiti tutti i dati sui contributi erogati alle famiglie dei bambini della struttura, resi disponibili dall'INPS, ha accertato che il bonus nido richiesto dai genitori era stato ottenuto in maniera indebita con l'indicazione di titoli abilitativi forniti dall'asilo, risultati poi falsi. La legale rappresentante ora rischia una pena detentiva fino ai 7 anni di reclusione, e il contesto segnalato sarà partecipato anche alla Corte dei Conti, alla Procura della Corte dei Conti di Venezia per le determinazioni di competenza in ordine al danno erariale. Una truffa che andava avanti dal 2019. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Gli sconti sulle accise dei carburanti sono terminati e i prezzi alla pompa sono già risaliti. Intanto i benzinai sono pronti allo sciopero. Il prezzo del petrolio scende, il prezzo del pieno sale. Sembra una legge del mercato al contrario, quella che incontra chi va a rifornirsi di carburante. Sappiamo benissimo che il prezzo del barile è diminuito a $68, quindi la metà di quello che era 2-3 settimane fa, e quindi lo troviamo ingiustificato che i prezzi si siano riallineati di nuovo ai €2 al litro. Proprio questo è il prezzo di un litro di gasolio sulla rete stradale del Trevigiano se si usa il self-service, ma si trovano anche pompe più convenienti fino a 1,84. Il divario è più basso per la benzina, con una differenza di 6-7 centesimi tra la più cara e la più conveniente. Se poi ci si avvale del servizio gestori, il costo sale di altri 20 centesimi. L'aumento è coinciso con lo stop allo sconto sulle accise. Questa è la conferma che il prezzo fondamentalmente non lo fa il gestore, e quindi sono scelte che non vengono fatte da noi. Sappiamo quanta difficoltà trovano nei consumatori questo aumento di prezzo. Sabato il taglio delle accise, quindi quel decreto si è chiuso, quindi con l'aumento giustamente dell'agevolazione che c'era per quanto riguarda le accise. La cosa che ci fa un po' riflettere è il fatto che già da lunedì le compagnie hanno aumentato di altri 2 centesimi. Dati alla mano su elaborazione del Sole 24 Ore è evidente l'impennata degli ultimi 6 mesi. A gennaio benzina e gasolio erano sotto €1,70. Dopo l'attacco all'Iran i prezzi schizzano verso l'alto, solo parzialmente compensati dal taglio delle accise a fine marzo. Tra maggio e giugno si registra un calo con un'inversione di tendenza negli ultimi giorni. L'aumento colpisce anche i gestori, che hanno un introito fisso per ogni litro venduto e non basato sul prezzo. È già stato dichiarato lo stato di agitazione con possibili scioperi di più giorni se il Parlamento non approverà il disegno di legge che riforma il settore con benefici anche per gli utenti. È un DDL della riforma e della ristrutturazione della rete carburanti, che nel momento in cui si va alla chiusura di circa 7.000 impianti si ridurrebbe il costo e quindi il prezzo finale per quanto riguarda gli utenti. Il meteo regionale prevede per oggi e domani condizioni di disagio in lieve peggioramento fino a risultare in prevalenza intenso su tutte le zone, tranne sulle aree montane e pedemontane, dove rimarrà in prevalenza moderato. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato pertanto per oggi e domani l'allerta gialla per disagio fisico da ondate di calore sulla pianura e la costa.
Ieri negli impianti sportivi di Castelmigno di Resana l'ultimo saluto a Stefano Tonin, il 57enne morto per un malore a San Martino di Lupari, straziante il ricordo della figlia Monica. Di te mi restano tutti i tuoi insegnamenti, avevi sempre una frase giusta in ogni momento. Se ero arrabbiata mi dicevi di lasciar perdere, di essere superiore, che ai mussi è inutile dare retta, che non devo piangere altrimenti faccio gli occhi belli, che seminar bene porta sempre i suoi frutti. E tu di questa frase ne sei il chiaro esempio. Tutte quelle belle parole che mi dicevi da piccola non sono mai cambiate nel tempo, perché ancora a 20 anni me le ripetevi e io ne avevo ancora grande bisogno. Parole che hanno commosso oltre 500 persone, quelle di Monica, figlia di Stefano Tonin, morto il 24 giugno dopo un malore accusato mentre lavorava in un cantiere di San Martino di Lupari. È stato l'abbraccio di un'intera comunità quello che ha accompagnato il 57enne nel suo ultimo viaggio. La cerimonia si è tenuta nel campo sportivo di Castelmigno di Resana, un luogo scelto non a caso. Proprio lì Tonin aveva dedicato anni di impegno nell'organizzazione della festa Dea Poenta. Un sentimento profondo quello che lo legava alla comunità. Stefano era anche colonna portante del team Tractor Pulling Castelmigno, di cui era fondatore e presidente, gestendo l'omonima manifestazione con la gara dei trattori, e per lui è in programma una dedica speciale nella prossima edizione di domenica 27 settembre. In molti hanno voluto dedicare un ultimo pensiero a Stefano, stringendosi attorno alla moglie Claudia, alla figlia Monica e ai fratelli Domenico e Patrizio. Il momento più intenso è arrivato proprio con la lettera della figlia Monica, che ha commosso i presenti nel ricordo di un padre profondamente amato. Perché nella vita la cosa che conta è la semplicità. Fare cose semplici ma fatte bene, con amore e passione. Ti ricordo col sorriso sempre stampato in bocca e col motto "dai che fai noi stesso", che nei momenti difficili ci ripetevamo a vicenda. Perché dopo una tempesta torna sempre il sereno. Buon viaggio papà, non far tribulare troppo i nonni adesso, ti voglio tanto bene, la tua Monichetta. E cambiamo argomento. In Veneto presto un'app contro le nutrie, molte specie invasive, la nuova strategia della Regione Veneto per contrastare gli ingenti danni ad argini e coltivazioni e per contenere il problema. Il Veneto dichiara guerra alle nutrie e lo fa con un'app che entro fine mese verrà lanciata sulla piattaforma Google, il cui nome è ancora in corso d'opera. 180 milioni spesi in questi ultimi 10 anni per abbattere annualmente circa 60.000 capi rispetto al milione stimato nella nostra regione, con la conta dei danni che ammonta a oltre 800 milioni di euro. L'abbattimento per 50 chilometri sui 5.000 abitati dal roditore vede annualmente 5.000 persone impiegate tra cacciatori e agricoltori. Purtroppo le nutrie causano danni non solo all'agricoltura ma anche a tutti i corsi d'acqua, ai quelli che sono gli argini e quindi di conseguenza può arrecare veramente danno soprattutto quando ci sono le piene. 660.000 euro i fondi stanziati dalla Regione nella convenzione con i consorzi di bonifica, brevemente AMBI, per creare la filiera per il rimborso spese pari a 3 euro a nutria per chi provveda ad abbatterla e gestirne lo smaltimento della carcassa, secondo direttive veterinarie. Credo che sia un'operazione importante che va nella direzione giusta, cercando di risolvere un problema, ripeto, sia delle imprese agricole sia dei consorzi di bonifica, ma poi che si riflette direttamente sulla sicurezza del cittadino. La nutria, conosciuta anche con il nome commerciale di castorino, è un roditore di origine sudamericano, diverso dal rat musqué, cioè il topo muschiato, originario invece del Nord America, entrambi importati in Italia negli anni 50 e 60 per le loro pellicce, utilizzati per colli, polsi e cappotti. Hanno una capacità riproduttiva anche di 3 filiate all'anno. Anche il cinghiale Libis sacro, conosciuto come specie aliena invasiva, verranno inseriti con le nutrie nell'app regionale veneta. È evidente che bisognerebbe intervenire per cercare di contenere la specie con prelievi nell'ordine del 500-600 mila esemplari almeno, e quindi siamo un po' distanti. E quindi anche questo tipo di intervento, assieme ad altri interventi anche, potrà sicuramente favorire gli abbattimenti e quindi il contenimento di una specie. Giovanni Kerr riconfermato al vertice di Federalberghi. Oggi si è tenuta l'assemblea di chiusura su questi 5 anni di mandato, il punto sul turismo e sulla ricettività in provincia. Con
Con 30.000 associati e 154 strutture alberghiere in tutta la provincia, Federalberghi è l'associazione più rappresentativa del settore turismo, in costante crescita dopo i duri anni del Covid. Sono stati 5 anni veramente tosti, veramente impegnativi. Siamo partiti in un momento drammatico col Covid, quindi alberghi chiusi, personale in cassa integrazione, clienti che non ce n'erano, quindi veramente una situazione drammatica. Molti di noi in quel periodo però ne hanno approfittato per rimborcarsi le maniche e rinnovare gli alberghi, renderli più belli, più nuovi, più moderni, più digitali e oggi i risultati si vedono. Un 2025 che ha registrato 1 milione di arrivi ed oltre 2 di presenze complessive, con 3 direttrici di crescita: le colline UNESCO di Conegliano e Valdobbiadene, la riserva MAB UNESCO di Asolo e Montegrappa e un flusso nelle città e nei borghi non più solo stagionale, grazie anche alla mostra di Marco Goldin che ha accolto turisti destagionalizzando gli arrivi. È un lavoro di squadra che si sostanzia insieme alla nuova fondazione DMO che coordina le proposte, specie quelle esperienziali, particolarmente ricercate. Ai turisti noi dobbiamo dare delle esperienze da fare, le stiamo cercando nell'ambito del saper fare, nelle visite in azienda, nel mondo artigiano, nel mondo industriale, nella produzione enogastronomica, e quello è il nostro core. I turisti le apprezzano e oltretutto sono delle esperienze che ci distinguono assolutamente da tutte le altre destinazioni. Tra le 2.400 locazioni turistiche offerte, anche quei bed and breakfast che si dice abbiano rovinato il mercato residenziale, ma non solo. Non solo hanno tolto residenzialità, hanno tolto anche clienti a noi albergatori, quindi insomma è per noi un problema non piccolo. Poi quando riusciremo ad ottenere che come noi vengano riconosciuti come categorie e quindi applichino le stesse regole, quindi le regole della sicurezza, le regole dell'antincendio, tutte quelle norme che noi diamo ai nostri clienti per la sicurezza, quando lo faranno anche loro non ci sarà più una concorrenza con due mercati diversi per la stessa clientela. Taglio del nastro questa mattina allo IOV di Castelfranco Veneto per la nuova TAC di ultima generazione. Diagnosi più precoci, immagini più precise e minore esposizione per i pazienti. All'Istituto Oncologico Veneto di Castelfranco Veneto è entrata in funzione una nuova PET-TAC di ultima generazione, destinata a sostituire l'apparecchiatura in uso dal 2013, con benefici particolari per bambini e pazienti più fragili, riducendo i tempi dell'esame e la quantità di radiofarmaco necessaria. È un'apparecchiatura che rafforza la nostra capacità diagnostica, ha alcune caratteristiche per cui si presta in particolar modo per il paziente pediatrico, quindi per i bambini, si presta anche per le persone che per determinati problemi clinici hanno difficoltà nel rimanere immobili durante l'esame. Questo vale per i bambini, questo vale per chi di fatto ha dei problemi clinici in questo senso. È un'apparecchiatura in effetti che si attiva con una dose di radiofarmaco inferiore rispetto alla PET tradizionale. Questa è la motivazione per cui si presta maggiormente per questa tipologia di paziente. L'investimento interamente sostenuto dallo IOV è di 2.625.000 euro. Il sistema, dotato anche di moduli di intelligenza artificiale, consente di individuare anche lesioni di pochi millimetri. Si riesce ad effettuare delle diagnosi molto precoci, quindi individuare delle lesioni di pochi millimetri, anche se va detto che qualsiasi alta tecnologia necessita dell'apporto di professionisti. Il professionista quindi praticamente è sempre il vero protagonista nel nostro lavoro. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nell'innovazione tecnologica, tassello sempre più centrale per migliorare diagnosi, cure e qualità dell'assistenza sanitaria dell'ospedale. Noi abbiamo avviato un dialogo proprio con la Regione in questo senso, sia perché venga data garanzia con riguardo al mantenimento dello IOV qui a Castelfranco, perché offre professionalità, offre specializzazione, offre un servizio per i cittadini e quindi siamo orgogliosi di questo, ma anche avviato un dialogo per il mantenimento anche della parte generalista dell'ospedale. Siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia.
La cronaca in primo piano: sono stati trovati e stanno bene 2 escursionisti di Osimo, dei quali non si avevano più notizie dall'ultimo contatto telefonico mercoledì scorso, mentre la coppia Davide Cesaroni di 41 anni e Chiara Pesaresi di 38 si trovava sugli spalti di Toro a camminare. I 2 escursionisti sono stati individuati dall'elicottero in mezzo al bosco vicino ai ruderi di Casera col Cadorin. Raggiunta dai soccorritori, la coppia è apparsa in buone condizioni di salute ma provata dai lunghi giorni all'addiaccio. Giovedì, partiti da Rifugio Pordenone, i 2 escursionisti erano passati dalla Val Montanaia, sono scesi al Rifugio Pordenone per poi prendere il sentiero da Forcella Spe. Purtroppo sono stati costretti a fermarsi dalle condizioni improponibili del percorso franato e con ripidi ghiaioni di pietra dura, senza riuscire a tornare sui propri passi. La coppia è stata imbarcata sull'elicottero dell'Air Service e trasportata assieme ad un soccorritore del centro Cadora al Rifugio Pordenone per essere affidata al soccorso alpino della Valcellina. Sullo sfondo le elezioni amministrative che ci saranno fra un anno, nel presente un sondaggio per decidere il futuro della città. Sentiamo. Il possibile futuro di Belluno il PD lo racchiude nel nome di un progetto, Belluno Futura, e per arrivare a definirne il perimetro lancia una sensibilizzazione collettiva attraverso un sondaggio cui si può accedere sia online che con la compilazione di un modello cartaceo. Questa iniziativa, che si chiama Belluno Futura, con l'obiettivo di aprire un percorso programmatico per pensare e immaginare la città dei prossimi 10 anni, ovviamente sapendo che fra un anno inizierà il percorso che ci porterà alle elezioni amministrative, e quindi abbiamo deciso di prenderci per tempo e iniziare come Partito Democratico questa nuova avventura, cercando di fare una cosa che in questi anni è passata di moda, quindi cercare di costruire un percorso partecipato con le persone, con i cittadini, e fare in modo che siano non solo coinvolti come semplici attori, ma anche come protagonisti di un percorso che deve partire in primis dalla città e dalle sue esigenze. L'obiettivo è Palazzo Rosso, riportare alla guida di Belluno una coalizione di centrosinistra di cui a oggi non si sa chi potrebbe guidarla, come non si sa chi ci sarà dall'altra parte, visto che Oscar De Pellegrin non ha ancora sciolto i dubbi sulla propria possibile ricandidatura per un altro quinquennio da sindaco. L'importante è la qualità degli interventi e quello che sono le proposte. Noi dobbiamo puntare ad avere e a mixare quelle che sono le esigenze della cittadinanza con quelle che sono anche le nostre battaglie storiche. Faccio un esempio su tutto di rispetto a queste, per esempio il trasporto pubblico locale e la mobilità alternativa, oppure tutti i servizi per l'infanzia. Vogliamo intercettare quella città che oggi non partecipa. Il presidente della provincia di Belluno, Marco Staunovo Polacco, ha assegnato le deleghe ai consiglieri di maggioranza, definendo la squadra di governo dell'ente, ma ha rinviato la nomina della vicepresidente. La palla momentaneamente in tribuna. Proprio in questi giorni di ferie di Staunovo mette in preallerta la consigliere di opposizione Cindy Manusci, che a norma di statuto, essendo stata la più votata, potrebbe essere chiamata a sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento. La mancata attribuzione della vicepresidenza è una partita legata alla querela in corso fra 2 consiglieri di maggioranza, entrambi del comune di Alpago, prossimo al rinnovo. Si vedrà intanto l'assegnazione delle deleghe. Ha fatto emergere anche una questione di opportunità e riguarda l'attribuzione degli impianti a fune a Renzo Minella, che è direttore generale di Faloria SPA. A Belluno non si placano le polemiche per il taglio del filare di Ippocastani e di un tiglio in Viale Fantuzzi. La furia dei cittadini si abbatte sul sindaco che non più tardi di ieri ha avanzato di 2 punti nella classifica nazionale di gradimento dei primi cittadini. Mai coincidenza fu più amara. Mentre in Viale Fantuzzi partiva il blitz che ha portato all'abbattimento di 23 alberi, il Sole 24 Ore pubblicava la classifica sul gradimento dei sindaci. Oscar De Pellegrin guadagna 2,5 punti rispetto al giorno dell'elezione e festeggia sui social.
Ma sotto quel post si apre un'altra classifica ben più impietosa, quella dei commenti, e a contestare non sono solo gli avversari politici ma anche tanti cittadini che fino a ieri lo sostenevano. Il caso di Viale Fantuzzi diventa così il simbolo di un malessere più profondo. Alla Giunta vengono contestati soprattutto metodo e comunicazione, decisioni percepite come calate dall'alto, confronto insufficiente e informazioni arrivate quando oramai i giochi erano fatti. Dopo lo stop del Consiglio di Stato al progetto di Via Feltre in attesa del pronunciamento del TAR, un altro intervento finanziato con il Sisus finisce al centro delle polemiche, stavolta non tanto per il progetto quanto per come è stato gestito. Una critica condivisa almeno in parte anche dal senatore Luca De Carlo, che parla di una comunicazione non abbastanza tempestiva e approfondita, pur difendendo l'opera sul piano della sicurezza. Resta però un dato politico: i cantieri prima o poi si chiudono. Le ferite nel rapporto di fiducia con i cittadini invece richiedono molto più tempo per rimarginarsi. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.